Ciao, nel video di oggi vediamo il mio fornellino da campo pieghevole della D-Power. Però prima di vedere come si comporta sul campo andiamo un momento a vederlo da vicino. Il fornellino vi arriva a casa in una confezione abbastanza semplice in cartone, dove c'è il nome, l'immagine e alcune specifiche del prodotto. All'interno della scatola troviamo un libretto di istruzioni in italiano, una comoda sacca per riporre il fornellino, che adesso andiamo a vedere più nel dettaglio. Il fornellino è molto compatto, come puoi vedere. Da chiuso occupa davvero poco spazio. Questo è formato in lega di alluminio e acciaio inox e presenta questo tubo flessibile di circa 28 cm che separa il fornellino dalla bombola. Questo è davvero molto comodo, molto leggero, pesa 150 grammi, presenta questo accendifiamma piezoelettrico in ceramica. Vediamolo da aperto. Basta aprire le tre gambe, poi i tre bracci superiori. La ditta garantisce, la D-Power dice che questo può sopportare fino a un peso massimo di 6 kg, per cui direi un ottimo peso, contando che insomma l'acqua pesa circa 1 litro 1 chilo, quindi io credo che quando voi facciate bollire 1 litro, 2 litri d'acqua, insomma avete già il quantitativo d'acqua sufficiente per fare una pasta, un tè o insomma qualcosa del genere, per cui 6 kg sono un ottimo peso. Base larga con questi supporti pieghevoli che dopo, quindi una volta richiusi, una volta che si mette via il fornellino si chiudono, vedete come diminuisce l'ingombro. Stessa cosa per i piedini, si piegano all'indietro e questo diminuisce di molto l'ingombro del fornellino. Lo spargifiamma ha un diametro di 5 cm e alla fine dei 28 cm di tubo flessibile abbiamo la valvola, una valvola filettata con guarnizione e rubinetto per regolare l'intensità del gas. Molto utile questo soprattutto per, intanto una questione di sicurezza. La bombola non sta sotto il fornellino, per cui il fornellino sta più basso, ha un baricentro basso, per cui è più stabile. Altra cosa, se finisce il gas posso svitare la bombola e cambiarla senza dover aspettare che il fornellino si raffreddi o comunque senza dover spostare la bombola, per cui io questa cosa del tubo l'ho trovata estremamente comoda, soprattutto per questi due motivi. Questo dispositivo è compatibile con tutte le bombole di gas butano o miscela butano-propano che si possono trovare in commercio, che abbiano un attacco filettato di 7/16, per cui praticamente quasi tutte le bombole, tranne le Campignaz. Direi che per la descrizione è tutto, adesso possiamo tornare sul campo per vedere come si comporta. Per accendere è sufficiente girare, aprire la valvola e far uscire il gas. Poi attraverso l'accendigas è possibile accendere. Io non mi fido sinceramente di questo. Al chiuso funziona, in casa ho visto funziona, all'aperto non mi ha mai dato grosse soddisfazioni, per cui preferisco accendere alla vecchia maniera utilizzando fiammiferi e accendini. Come test per provare l'efficienza del fornellino, adesso verserò 0,6 litri d'acqua, circa mezzo litro, nel mio pentolino e vediamo in quanto il fornellino è in grado di far bollire questo quantitativo d'acqua.
Per il test ho deciso di togliere il tappo. Sono le 15:18 e ho acceso il fornellino. Sono passati 3 minuti, 4 adesso, e l'acqua inizia a bollire. Ecco, vedete le prime bollicine che iniziano a salire. Ecco, allora è successo quello che non doveva succedere, ovvero è finita la bombola. Shame! Quindi purtroppo non sono riuscito a giungere a ebollizione completa. Comunque avete visto che in 4 minuti l'acqua inizia a bollire. Allora, in conclusione, che dire? Sicuramente questo fornellino è un ottimo prodotto, è piccolo, compatto, mantiene il baricentro basso, per cui le pentole sono stabili, anche se sono pentole di largo diametro stanno sopra molto bene. La base è abbastanza larga per sostenere anche pentole di una certa dimensione. Sostiene 6 kg, come vi dicevo, per cui un ottimo peso. Lui pesa 150 grammi, quindi pesa pochissimo, e una volta richiuso, avete visto, occupa pochissimo spazio. Se devo trovare un difetto, se lo vogliamo definire difetto, è l'accensione piezoelettrica, che si funziona, cioè fa la scintilla, però come avete anche visto io preferisco utilizzare fiammiferi, accendini, insomma una fiamma. Un'altra cosa che ho fatto io, appena l'ho comprato, ho stretto questi sostegni, in quanto erano un po' troppo morbidi per i miei gusti, per cui con una pinza ho stretto questi ribattini e adesso si fa un po' di più fatica a chiuderli, ma una volta richiusi stanno al loro posto anche se giro, mentre i piedini sotto sono a posto, non ci ho fatto niente. Andiamo al prezzo, veramente irrisorio. Io questo l'ho pagato 14 euro. Si trova su Amazon, è perennemente in sconto a 14 euro. Di base dovrebbe costare 24, ma anche se costasse 24 non credo che si trovi qualcosa di meglio di questo genere. Magari trovate qualcosa che si avvita al di sopra della bombola, ma non così con la basetta e il tubetto. Per cui io sono super soddisfatto di questo acquisto. L'ho utilizzato nella traversata carnica e in un altro pernotto che ho fatto poco tempo fa. Si è sempre comportato benissimo. Io spero che questa recensione ti risulti utile. Io penso di averti detto tutto. Adesso mi bevo il tè che mi sono fatto e torno a casa. Grazie ancora per la visione. Ti ricordo, se non sei iscritto, di iscriverti al canale, di condividere il mio video, magari guarda anche gli altri. Grazie ancora e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!